Mentre vedete Capitan Ferro, il classico saltello di Edo Lubian, Jacques Mommer, Massimo Cioffi, Samuele Ortis e tutti i rossoblù entrare con la flick flock, la classica fanfara dei bersaglieri. Avanza il pilone destro, cambio di senso per Chillon, riesce a trovare un varco Alberto Chillon, messo giù da Cuca Cavalieri. Palla lenta, Usala, dice Mitrea, per Giuseppe Boggiani. Ancora Nico D'Amico a prendersi questa responsabilità di portare avanti l'ovale. Chillon per Leo Mantelli, Samuele Ortis, setup centrale, ancora Rovigo, Mantelli prova lui nel traffico, in realtà c'è già un vantaggio probabilmente per fuorigioco nella linea Calvina. Nazionale Under 20, sì, scusami, stanno dando un po' più di sicurezza nel miscoordinato. Andiamo a vedere il penalty di Leo Mantelli. Rovigo sblocca il risultato al secondo del primo tempo, calcio piazzato di Leo Mantelli. Una partita con un certo equilibrio e sta ovviamente alle squadre mantenerlo. È chiaro che e Tuivaiti, ancora Rovigo, Denis Majstorovic allo scontro, ben fermato da i tre quarti. Mantelli per se stesso, prova a prenderlo Vale, Mantelli, la meta di Leo Mantelli. Vediamo cosa dice Mitrea, tenuto alto. Ridotto per Rovigo, De Marchi stavolta non contestato, gioca Mantelli dentro per Matteo Ferro, trova un buon break, Matteo Ferro il sostegno di Denis Majstorovic, potrebbe essere in avanti questo pallone, vediamo Denis che va a segnare la meta. Schiaccia Denis Majstorovic, troppo Matteo Ferro non riesce a vedere il sostegno di Denis Majstorovic nel proprio lato aperto, quindi ritarda il passaggio. Abbiamo, come dire, da spostare il nostro focus. La spinta di Rovigo, la pressione e il calcio di punizione fuori dalla FMCZ Rugby Rovigo Delta. Con l'arrivo della pioggia è ovvio che l'attrito cambia. Mantelli al penalty, bandierine su, la Quaglio esulta, 6-3 Rovigo. L'inquadratura del tucumano, la propria rincorsa, palo, attenzione, Denis Majstorovic la riprende, calcione per Majstorovic, tutto buono, Matteo Ferro non riesce a utilizzare questo vale, calcio, sì. Ha un ulteriore compagno che era D'Amico, che non doveva approfittare di quel pallone ma doveva lasciarlo andare, perché di fatto non ha dato la possibilità a Calvisano di giocare il vantaggio. Tucumano classe 92, grande talento, facile, semplice, ma qui io non vorrei avergli la gufata, insomma era veramente semplice sta trasformazione. Ultimo blocco, Ruffolo senza competitors, dentro per Mantelli, Matteo Ferro al largo, prova a fare strada, muove le gambe, placcato a Tuivaiti, ancora Rovigo, eccolo il ritmo che serve per la squadra rossoblù. Massimo Cioffi non riesce ad innescare la corsa di David Odiete. Matteo Ferro è rimasto a terra in mezzo al campo dopo il recupero da parte dei giocatori calvini sulla sua portata di palla. Mancano 15 minuti al termine del match, 6 pari al Battaglini, Mantelli all'esecuzione, bandierine su, Rovigo avanti, tiratissima, molto equilibrata, problemi a sinistra per Calvisano, visto che il Petrarca ha stravinto la semifinale di ieri con le Fiamme Oro. Nuovo di flanker, Novigio muove Pier Bruno, Tuimavave in avanti, il passaggio per Balocchi, tutto fermo, la comunicazione non è ancora arrivata all'arbitro, spero arrivi. Era in avanti Era in avanti di un metro. Vedo che Bottino prova a comunicare con Mitrea. Comunque il gioco continua, il placcaggio di Giovanni Nikerk, problema anche per Pier Bruno. Parte il tucumano, stavolta infila l'H, 9 pari. Non è stato un passaggio che ha portato in meta, per cui bisogna andare a capire se effettivamente era stato fatto bene, però insomma era abbastanza evidente. In avanti Andreotti, calcio di punizione fuori di Rovigo perché è un giocatore oltre la linea. Eccolo qua il passaggio, uno sta arrivando, questo qua è in avanti. Tra l'altro Tomò era lì davanti alla piazzola di Leo Mantelli. Calcio importantissimo, parte l'apertura rossoblù, la Quaglio dice sì, Rovigo si riporta avanti 12-9, partita finita. Chillon calcerà fuori probabilmente, anzi lo fa Leo Mantelli, porta la palla fuori. Finisce gara 1 in semifinale fra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Pattarò Calvisano con il risultato di 12-9, praticamente nulla, praticamente un brufolo sul naso.